Laura Furci, una pianista, cantante e compositrice che abbiamo visto in diverse occasioni affiancare personaggi internazionali durante i concerti, in questi giorni è a Madrid per registrare il nuovo disco. Dopo il successo ottenuto universalmente dai primi 2 CD, sarà sicuramente il risultato della sua esperienza, unitamente al suo modo di vivere il presente con passione, senza riserve. Una giovane codroipese la cui garbata beltà esteriore lascia trasparire la nobiltà d'animo e i più profondi sentimenti nei confronti della vita. Al termine della serata condotta da Silvia Iacuzzi presso la BCC di Basigliano a Codroipo, le ho chiesto di riassumere la sua carriera in poche parole. Ho iniziato in una famiglia di professori. Io mi sono appassionata alla musica ascoltando i vinili che c'erano in casa, cantando le canzoni che mi insegnava la nonna. E poi mi sono appassionata, in ogni occasione cantavo nel coro della chiesa, nel coro degli scout, con la chitarra di mio papà che cantava le canzoni la sera. A mia madre anche piaceva cantare, questo è vero. E vabbè, poi da lì ho cominciato a esprimere proprio il mio desiderio di fare la cantante, al quale è stato risposto: no, la cantante non esiste, se vuoi al massimo vai a studiare pianoforte. E io a 7 anni allora ho accolto questa unica possibilità e mi sono subito appassionata al pianoforte, tant'è che ho fatto poi tutto il diploma di musica classica, ho vinto concorsi nazionali, eccetera, eccetera. Finito il diploma mi è stato proposto suggerito vivamente di fare l'università e io l'ho fatta. Mi sono quindi laureata e dopodiché appassionata in tutto questo tempo, oltre che della classica, del jazz, del canto e del piano, anche sotto altri aspetti. Sono fuggita e da lì è incominciata un'avventura che non è ancora finita e non finirà fino a che io vivo, che è quella che poi mi ha fatto scoprire in diversi paesi del mondo, da Berlino, New York, Madrid, Barcellona e Cadice. Li ho detti in disordine, ma queste sono le città in cui ho vissuto. Quindi la mia vita è un sogno, per rispondere alla tua domanda, perché ho deciso che voglio che sia così, voglio che sia una ricerca, voglio essere me stessa, voglio pensare con la mia testa. Sono qui perché sto esplorando la mia terra come se fosse la prima volta, no? Perché la sto vivendo da musicista, la sto vivendo da me stessa e sto ricevendo delle risposte bellissime. Questo non so però se significa che rimarrò sempre qui, non lo so, sicuramente sarà sempre un andare e tornare. Certo non potrò mai fare a meno di essere qui, perché io sono il Friuli, io sono in ogni cellula, io sono senza radici non si vola, no? Quindi sarà un andare e tornare, un dare e un ricevere, un imparare e poi riportare, perché bisogna avere delle cose da raccontare, no? Non si può sempre stare nello stesso posto, anche se in realtà adesso io forse potrei, sarei in grado a livello così di emotivo di stare nello stesso posto, perché ho raccolto dentro di me tutti i posti in cui ho vissuto e quindi è come se fossi sempre ovunque, anche perché grazie alle reti sociali io ho i contatti con tutte le persone e li ho giornalmente. Con un click stai parlando a New York, stai parlando a Berlino, stai parlando a Madrid e quindi sono a Codroipo, ma è come se fossi là. Think con la tua cabeza. Think con la tua cabeza vuol dire pensa con la tua testa, che non vuol dire sì razionale, vuol dire appassionati alla tua libertà, senti con la tua sensibilità, vivi la tua vita, non quella degli altri, pensa con la tua testa. In 3 lingue, sì, perché nel disco le canzoni sono in 3 lingue, le lingue dei paesi in cui ho vissuto, ce n'è anche una in friulano e quindi non sapevo se intitolare il disco Think for Yourself, piensa con tu cabeza, pensa con la tua testa, ma non volevo lasciare fuori nessuna fetta del mio pubblico che è internazionale, quindi abbiamo deciso di fare così, Think con la tua cabeza. Tutti su YouTube, poi adesso ne faremo anche uno nuovo, proprio di zecca, che proietteremo per la prima volta il 21 di ottobre al Cormons Jazz and Wine of Peace Festival. E appena ritorno suono il 9 a Venezia, sì, il 9 ottobre a Venezia, poi il 21 appunto presenterò l'EP alla tenuta Villanova di Farra di Sonzo, il 22 all'Expo in Città di Milano e poi chi vivrà vedrà. Per il Ponte News, Marco Mascioli.